Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con Focus, il nostro spazio di approfondimento. Abbiamo da poco celebrato un altro 25 novembre, un'altra giornata per l'eliminazione della violenza sulle donne, con la sua ondata di indignazione, di iniziative, di panchine rosse. Ma ci sono tanti intenti, tante parole, ma è importante che non si spengano i riflettori, perché questi fatti continuano a riproporsi. Proprio oggi la storia di una donna di Lentini che era tenuta segregata, picchiata in casa dal compagno da anni, storia che è venuta fuori grazie soltanto ad un conoscente. Quindi è importante che se ne parli tutto l'anno, non soltanto un giorno, e noi lo vogliamo fare oggi con i nostri ospiti che vi presento subito. Qui in studio con me c'è la dottoressa Grazia Pennisi, vice questore aggiunto della Questura di Catania. Buongiorno. Benvenuta. Grazie. E in collegamento abbiamo il presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania, Antonino Guido Di Stefano. Benvenuto anche a lei. Buongiorno a voi. Ecco, vi ho messo insieme, tra l'altro, perché proprio qualche giorno fa è stato firmato un protocollo per rendere più efficienti e collaborativi i rapporti tra queste due istituzioni. Ma intanto parto subito con lei, dottoressa, perché diciamo non è sempre facile denunciare di essere maltrattate, superare la paura. Abbiamo visto anche da questo caso, a volte sono i terzi che si rivolgono alle forze dell'ordine. Ecco, lei nella sua esperienza è entrata spesso in contatto con casi di questo genere. Come si fa a conquistare la fiducia, a stabilire un rapporto di empatia con una donna che viene magari da anni di questo vissuto? Come lei ha detto, spesso questo fenomeno è sommerso, le donne provano vergogna nel denunciare, nel rivolgersi alle forze dell'ordine, temono anche quello che potrà essere il percorso che dovranno affrontare successivamente. Qui scatta il ruolo fondamentale degli operatori di polizia, delle forze dell'ordine, che ovviamente devono accogliere la vittima, la devono far sentire al sicuro senza mai giudicarla, senza mai esprimere dei giudizi, delle opinioni, anzi devono appunto ascoltarla, e così fa la Polizia di Stato, così fa anche la Questura di Catania. Peraltro l'ascolto di queste donne, in generale delle vittime di violenza, avviene in un luogo protetto, un'apposita stanza che è proprio riservata alle audizioni di vittime di violenza e di minori, la stanza rosa, che è stata inaugurata pochi mesi fa in questura, ed è un luogo accogliente dove è garantita la privacy della donna, e quindi la donna si sente anche più libera di poter parlare. Ecco, la vediamo in queste immagini, la stanza rosa, questo luogo appunto protetto. Ma entriamo proprio nel concreto. Se viene una donna a denunciare, che vuole denunciare, anche se a volte la denuncia parte con altri fatti, ecco, e voi intuite che c'è qualcosa, cosa succede nel concreto? Allora, ovviamente laddove si tratti di reati riconducibili al cosiddetto codice rosso, di cui ormai si parla tanto, si attiva subito una procedura, diciamo, molto celere, molto veloce, perché deve essere innanzitutto immediata la comunicazione con l'autorità giudiziaria, quindi deve essere informato il pubblico ministero, e devono essere compiuti una serie di accertamenti molto rapidi, molto veloci, per cercare di cristallizzare la situazione prima di trasmettere gli atti appunto alla magistratura, affinché quest'ultima possa adottare dei provvedimenti. Oltre alla strada di natura penale, quindi proprio l'attivazione di l'instaurazione di un procedimento penale, ricordiamo che esiste anche una strada parallela amministrativa, che è quella che poi porta all'adozione delle misure di prevenzione del questore. E di questo ne parleremo tra poco, perché sentiremo anche una dichiarazione del questore. Quello che volevo chiedere è appunto, quando la donna arriva, c'è un fattore di sensibilità personale, ovviamente, che non si può valutare, ma poi c'è anche bisogno di una formazione, una vera e propria preparazione specifica per i poliziotti o le poliziotte che entrano in contatto con queste situazioni così delicate. Assolutamente, gli operatori di polizia sono formati proprio in questo settore, sia dal punto di vista giuridico, quindi la conoscenza della normativa da applicare, sia dal punto
punto di vista proprio del contatto umano con la persona, quindi diciamo importantissime sono le giornate formative che la Questura organizza proprio per specializzare gli operatori che lavorano sulle volanti e quindi compiono i primi interventi, oppure lavorano agli uffici denunce e quindi ricevono le donne che si recano in questura per formalizzare una denuncia o anche per chiedere consigli. E in questo ambito si colloca ovviamente il protocollo che la Questura di Catania ha stipulato con l'Ordine degli Avvocati, che è proprio finalizzato ad uno scambio di saperi, scambio di informazioni per innalzare, e poi fondamentalmente l'obiettivo finale è quello dell'innalzamento della tutela di queste donne attraverso anche la condivisione di momenti formativi come quello che si è svolto lunedì scorso. Esatto. E infatti voglio andare subito da Antonino Guido Di Stefano, presidente dell'Ordine degli Avvocati, perché ciascuno con i propri ruoli e con le proprie competenze, però in un certo senso anche voi siete in prima linea, siete sul fronte della violenza sulle donne, perché uno dei passaggi, insomma, per esempio nelle separazioni è quello di rivolgersi appunto all'avvocato, e quindi a volte siete anche voi che vi imbattete per primi in questo tipo di situazioni, e anche lì la formazione è importantissima. Sì, è proprio così. Il problema più importante è rendersi conto che l'avvocato che si occupa di queste tematiche, qualunque sia la veste che in quel momento in qualche modo si trova a dover gestire, è comunque tenuto a una serie di doveri deontologici particolarmente rilevanti in questa materia, sia quindi che questa gestione del conflitto avvenga prima di un percorso di separazione, che non è tra l'altro sempre scontato, perché in moltissimi casi questo tipo di violenza avvengono al di fuori del matrimonio o di coppie comunque stabili, ma poi soprattutto perché poi ovviamente dopo questa fase, diciamo, in cui la coppia in qualche modo non regge più, e quindi per esempio nella fase della separazione e del divorzio lì occorre che ci sia ancora di più non solo una competenza specifica in relazione alla materia che si tratta, ma anche una particolare attenzione a che determinati comportamenti vengano evitati, perché purtroppo, al di là di quella che è la conflittualità ormai particolarmente diffusa e comune nei nostri atteggiamenti, esiste anche una vera e propria confusione del ruolo dell'avvocato e delle richieste che possono essere all'avvocato. La gran parte delle richieste, spesso rivolte all'avvocato in fase di separazione, non hanno neanche nulla di giuridico e attengono alla gestione pratica quotidiana dei ragazzi, dei figli, proprio perché esiste questo livello di conflitto, e lì l'avvocato, e questo purtroppo non sempre accade, ha la specifica responsabilità di non acuire questo conflitto. Accade invece, mi fermo perché poi su questo veramente si potrebbe dire tanto, accade invece che questo conflitto purtroppo venga acuito con atteggiamenti pseudo strategici che in realtà non hanno nulla di positivo per chi li pone in essere, proprio perché utilizzando queste tecniche, che spesso sono finalizzate per esempio anche al conseguimento di un maggiore assegno di mantenimento o a una migliore gestione dei figli, per i quali spesso si realizza il conflitto, poi invece in realtà si innescano comportamenti violenti che acuiscono queste gli avvocati devono stare molto attenti a non dare origine. E quindi diciamo l'avvocato che tutela ad ogni costo il proprio cliente, al di là appunto di una visione complessiva dell'insieme, esatto, e anche della valutazione di possibili conseguenze che appunto possono capitare. Dottoressa, torno da lei perché capita spesso che ci sia un'escalation ovviamente di violenze che vengono fuori a poco. Ecco, c'è un sistema che monitora tutto questo sistema, e quindi una donna che si rivolge a voi la prima, la seconda, terza volta sa già in quale contesto si sta muovendo?
Assolutamente sì, innanzitutto appunto vi sono dei reati spia, potremmo dire, della violenza domestica, reati condotte che possono essere ricondotte diciamo, ad una violenza episodica, ma che potrebbero essere invece sintomatiche di un'escalation di violenza. Proprio per questo esistono dei sistemi che consentono alle forze di polizia un monitoraggio. Anzitutto nel momento in cui arriva una segnalazione al numero unico di emergenza, esiste già la possibilità di sapere se sono pervenute da quell'utenza delle precedenti segnalazioni proprio per liti in famiglia o comunque per quei reati che sono riconducibili al codice rosso. Ma ancor più utile è lo strumento della banca dati interforze Scudo, che è una banca dati consultabile. Che non ha un nome a caso. Non ha un nome a caso, sì, ha un significato ben preciso, uno scudo perché vuole essere uno strumento di difesa delle donne, ma uno scudo anche per gli operatori di polizia che nel momento in cui intervengono all'interno di un'abitazione, intervengono per una lite, già sanno, grazie a questa banca dati, alla consultazione di questa banca dati, qual è lo scenario che si troveranno davanti, perché sapranno se ci sono stati dei precedenti interventi, quali sono stati le parti in causa, come è stato risolto il precedente intervento, e quindi avranno tutta una serie di informazioni che consentiranno loro di gestire al meglio l'intervento e calibrarlo nel migliore dei modi a tutela della vittima. Quindi quegli atteggiamenti di una volta, diciamo, che appartenevano al passato, di una donna che va a denunciare, riceve una pacca sulla spalla e qualcuno gli dice signora faccia pace con suo marito, diciamo, appartengono al passato? Assolutamente no, gli operatori di polizia sono preparati proprio per accogliere le donne, ascoltarle senza giudicarle, come dicevo prima, e senza diciamo, ricondurre la conflittualità a un'attività di mediazione, di composizione di privati dissidi, assolutamente no, quindi questo è escluso. Avvocato Di Stefano, io ho buttato giù alcune date perché è importante anche ricordare, non parliamo di secoli fa, che fino al 68 esisteva il reato di adulterio, che nel 70, soltanto nel 70 è entrato il divorzio e che il delitto d'onore è stato abrogato soltanto nel 1981. Ecco, no, appunto, non parliamo di secoli fa, gli strumenti giuridici oggi a disposizione sono diversi, ce ne sono tanti, però quello che ci vuole è un cambio di mentalità. Ci saranno suoi colleghi che ancora nella loro memoria hanno i residui di questo passato? Beh, io non credo che i colleghi siano tanti, però quello che lei dice è certamente vero. E forse questo riguarda tutti noi, non solo gli avvocati, perché non può essere un caso che oltre il 30% delle donne nella vita ha subito violenze di una certa gravità, e non può essere un caso che nel comportamento di tutti i giorni ognuno di noi ha degli atteggiamenti che in qualche modo relegano la donna a un ruolo subalterno e comunque diverso e inferiore rispetto a quello dell'uomo. È inconcepibile nel 2024, ma se ci facciamo caso, se pensiamo alla ripartizione dei ruoli nella famiglia, se pensiamo alle responsabilità che vengono tipicamente attribuite alle donne e quelle che vengono tipicamente attribuite all'uomo, ci accorgiamo che ancora ci sono differenze. E continuiamo a parlare ancora oggi di gender gap, quindi di grandissime discriminazioni nel genere sotto ogni profilo. Questo può accadere solo ed esclusivamente perché, al di là di una gestione del potere che è maschile, la verità è che ognuno di noi continua a mantenere questo retaggio culturale e lo mantiene in maniera particolarmente insidiosa, perché questo retaggio appartiene anche a chi apparentemente è tollerante. Si potrebbe anche discutere sul termine tollerante, ma voglio dire, a chi apparentemente è particolarmente aperto, mentre comunque e inevitabilmente mantiene questo tipo, diciamo così, di pregiudizio. È chiaro, questo è un tema ovviamente che ci porta lontano. Io voglio però restare sugli strumenti anche pratici a disposizione delle donne, e per questo sentiamo il questore di Catania, Giuseppe Bellassai. Importante anche la formazione del personale che viene a contatto con le donne vittime di violenza. Noi ci rendiamo conto della necessità di una professionalizzazione specifica degli operatori che si occupano del problema,
perché è assolutamente indispensabile, in particolare riuscire a creare delle poliziotte e dei poliziotti che sappiano interloquire con la donna vittima di violenza, soprattutto nei primi momenti. Ecco, questo l'avevamo detto sulla formazione e poi il questore ha detto anche che riveste un ruolo cruciale perché ha in mano questo strumento che è l'ammonimento. In che cosa consiste? Esattamente, l'ammonimento è un provvedimento di natura amministrativa, una misura di prevenzione che consente di intervenire in maniera anticipata, quindi anticipare la tutela della vittima prima ancora che venga instaurato un procedimento penale e venga accertata la commissione di un reato, e può essere richiesto dalla vittima nel caso di stalking e anche di revenge porn, qualora la vittima decida di non presentare la querela, ma l'ammonimento può essere adottato dal questore anche per gli atti di violenza domestica. In questo caso si procede d'ufficio ed è uno strumento molto efficace. Efficace nel senso che la questura dice ti teniamo d'occhio, non ci sono però diciamo restrizioni in concreto. Allora è un vero e proprio ammonimento all'autore di queste condotte affinché tenga una condotta conforme alla legge, desista dalle condotte illecite, e la sua efficacia è amplificata dalla previsione di alcune aggravanti e della procedibilità d'ufficio nel caso in cui venga violato, e poi della previsione per il soggetto querivolto di seguire dei percorsi di riabilitazione e di rieducazione attraverso la frequenza presso appositi centri che sono appunto accreditati sul territorio. Allora noi ci fermiamo perché c'è una pausa, dobbiamo fermarci per la pubblicità. Salutiamo la dottoressa Grazia Pennisi, ma continuiamo il discorso, quindi restate ancora con noi. Eccoci di nuovo in studio per continuare a parlare di violenza sulle donne. Ci ha raggiunto Luigi Nicolosi, che è rappresentante degli studenti dell'Università di Catania, anche presidente dell'associazione Coenè. Benvenuto Luigi. Ci senti? Tu sì, ma noi non ti sentiamo. Ok, perfetto. Allora, voi avete chiesto di installare un centro antiviolenza all'università. Perché? Sì, noi abbiamo lanciato in occasione del 25 novembre una richiesta concreta al nostro Ateneo. Difatti abbiamo chiesto la possibilità di istituire all'interno proprio delle mura dell'università un centro antiviolenza, e questo sostanzialmente perché riteniamo che la violenza di genere sia un purtroppo trasversale, che di conseguenza non sia estranea a quello che è l'ambiente universitario. Per questo abbiamo deciso di lanciare per l'appunto una proposta concreta al rettore della nostra università. Istituiamo un centro antiviolenza che possa essere un luogo che offra quello che è un supporto concreto a studentesse e studenti all'interno delle mura della nostra università, per essere un supporto essenziale, offrire ascolto e sostegno psicologico per chi decida di intraprendere quello che è un percorso di denuncia. E questo pensiamo sia fondamentale all'interno di un ambiente universitario, perché viene frequentato ogni giorno da migliaia e migliaia di studenti. Purtroppo l'università, che dovrebbe essere a nostro parere per antonomasia uno spazio di crescita personale e culturale, non viene percepito come un luogo sicuro. Reputo di particolare interesse ad esempio un articolo pubblicato di recente dalla rivista L'Internazionale, che intervistando degli studenti fa venire fuori come un quinto degli studenti non sentono l'università come un luogo sicuro, il 31%. Allora guarda, intanto siccome la connessione è un po' disturbata, Luigi, ti interrompo perché è un po' disturbata, ma nel frattempo, visto che parliamo appunto di studenti intervistati, ascoltiamo insieme anche il presidente dell'Ordine degli Avvocati. Queste due ragazzine hanno 17 anni, si chiamano Alice e Gloria, che assistevano al convegno che avete organizzato appunto il 25 novembre, che ci raccontano come si svolgono a volte i rapporti fra ragazzi e ragazze a quell'età. Sentiamole.
Soprattutto nei ragazzi, diciamo, della nostra età, quindi 17-18 anni, ma anche ragazze più piccole, quindi 15-16 anni, in realtà molte volte si fanno anche manipolare dai ragazzi. Vediamo ad esempio delle frasi che in realtà sono apparentemente semplici, come ad esempio ma dove sei, quando magari non rispondiamo per un breve periodo, che possono essere 10-15 minuti, dove sei, ma quanti ragazzi conosci, ma cosa fai, ma perché ti vesti in questo modo. Ecco, questi sono dei piccoli segnali che ci fanno proprio capire che magari in futuro potrebbe nascere qualcosa che in realtà non è una relazione sana. Molto spesso succede che i ragazzi vanno proprio a voler avere il controllo su quella persona stessa, infatti vanno a dire mi dai il tuo Instagram, quindi mi dai la password del tuo Instagram, perché proprio vogliono avere al 100% il controllo su quella persona, e quindi dobbiamo essere noi stesse a capire l'importanza che abbiamo e oltretutto anche a capire che non dobbiamo farci controllare da nessuno, ma essere noi stesse comunque le sole uniche che dobbiamo avere il controllo su comunque quello che siamo, quindi non dobbiamo farci manipolare dalle altre persone. Allora Luigi, dai 17 di queste due ragazze ai tuoi 22-23 anni degli studenti universitari, questa tendenza al controllo, al possesso, ecco, la ritrovi anche tu tra i tuoi coetanei? Guardi, per essere estremamente pragmatico, quando parliamo di violenza di genere parliamo di un fenomeno che è concreto, parliamo di quella che è una situazione che tutti noi viviamo e che osserviamo purtroppo anche all'interno dell'ambiente universitario. Io come giovane uomo so che questa non può essere di fatti ridotta, tra virgolette, lasciatemi passare la semplificazione, ad una questione di donne. È una questione che coinvolge ognuno di noi e purtroppo nei nostri comportamenti, all'interno di quelle che sono le nostre parole, nella cultura che scegliamo purtroppo spesso di accettare. E proprio collegandomi a quello che accennavo prima, sicuramente anche la mia fascia generazionale non è esente da comportamenti e atteggiamenti di questo tipo. La violenza di genere è trasversale, non esistono in questo senso luoghi lo dici sicuri. nel senso che insomma non dipende sicuramente dal titolo di studio. Avvocato, noi abbiamo anche una linea diretta con i nostri telespettatori, ce n'è uno che ci sta scrivendo dei messaggi un po' polemici che le giro, perché lui dice perché immagino che sia un uomo, che le false denunce di violenza o di stalking sono all'86%, non so da dove arrivano poi questi dati, però ce n'è nel mezzo, ce ne saranno anche un po' di false, e anche su questo il vostro ruolo è cruciale, perché anche voi dovete discernere tra la verità e la falsità di queste denunce, proprio per dare rilevanza a quelle vere, ecco. Sì, non può escludersi che ci sia qualche denuncia che è strumentale, del resto lo accennavo prima, in questo il controllo deontologico dell'avvocato è rilevante proprio già in questa fase. Non sempre l'avvocato si può rendere conto, certo sarebbe gravissimo se l'avvocato consigliasse comportamenti strumentali di questo genere. Questo è davvero inammissibile, però le devo dire che si tratta di ipotesi veramente residuali, ammesso che esistano. È certamente un dato che non mi risulta e che credo non abbia un riscontro concreto ed effettivo, quello dell'86%. La verità è che esistono, lo dicevo prima, dei casi in cui la denuncia non è suffragata da prove, o peggio ancora esistono dei casi in cui la denuncia sia veramente, ripeto, predisposta allo scopo, ma questo, e lo vediamo nella quotidianità, in realtà è un fenomeno marginale. Il fatto importante è che la gran parte di questi atteggiamenti, la gran parte di queste situazioni si concludono quasi sempre con la condanna, e questo significa che ovviamente al contrario queste denunce sono reali, e semmai bisogna cercare di comprendere come fare in modo che chi subisce queste violenze, chi subisce questo tipo di condotte possa in qualche modo essere aiutato a interromperle, insomma in qualche modo spezzare l'isolamento in cui quasi sempre si trova la donna, che
subisce e che vuole uscire da questa dinamica, perché l'isolamento è un isolamento che, come ben diceva la dottoressa Pennisi, nasce in parte dalla paura, ma in parte anche dalla solitudine, dal non avere dei riferimenti ai quali potersi rivolgere. E sotto questo profilo io spero, da questo punto di vista siamo già in una fase avanzata, che anche l'ordine possa istituire uno sportello del cittadino dedicato a questo tipo di denunce. Ma diciamolo, dobbiamo anche un po', io non sono d'accordo, ecco, con questo spettatore, dobbiamo anche un po' smettere di sminuire il problema dicendo che ci sono le denunce false ci possono essere, ma nella normalità dei casi purtroppo le denunce sono vere. Sono sicuramente vere, come diciamo poi deriviamo dai tanti dati che sono a disposizione. E allora mi sembra anche di capire quanto sia importante avere anche questo livello precedente, sia alle forze dell'ordine sia all'avvocato, che ovviamente interviene in una fase più avanzata, e anche, come ci chiedeva, come chiede Luigi Nicolosi, anzi Luigi, facci sapere se l'università prenderà in esame la vostra richiesta di creare un centro di ascolto antiviolenza, perché le donne non devono sentirsi più sole, devono sentirsi ascoltate, consigliate, supportate e condotte anche poi alla strada giusta da seguire. Allora, il tempo a disposizione è finito. Io ringrazio Antonino Guido Di Stefano, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Catania, e Luigi Nicolosi, rappresentante degli studenti di giurisprudenza. Grazie come sempre a voi che ci seguite da casa. Grazie a voi.